I sindaci della Riviera del Brenta, attraverso il presidente della conferenza Marco Dori, continuano a chiedere un intervento perché spariscano le alghe infestanti lungo il fiume Brenta. Da Noventa a Malcontenta a Fusina abbiamo delle situazioni ormai difficilmente risolvibili. Alghe che infestano il fondo del fiume, intere zone come ad esempio qui a Miraporte, che ormai diventano un tutt'uno con le sponde. Effettivamente è una situazione che va risolta. Questo è lo stato in cui versa il fiume ormai da troppo tempo. Tante sono state le segnalazioni, tante le proteste, tante le denunce, eppure ad oggi non è stato ancora fatto nulla, creando problemi alla navigazione, ai residenti e non solo. Il nostro è un biglietto da visita di un territorio famoso in tutto il mondo, e quindi noi vorremmo che il buon nome della Riviera continuasse a girare per il mondo, e quindi quando un turista viene da noi, sale sul Burchiello, sia contento anche di quello che vede e non solo magari di quello che purtroppo non riesce più a vedere. È una questione anche forse sì, che va affrontata in maniera radicale, quindi ci auguriamo un intervento in tal senso, e perché no, utilizzando magari anche i fondi del piano nazionale. I sindaci infatti da tempo chiedono di intervenire per risolvere il problema, che appunto coinvolge anche il settore turistico in una delle perle del territorio. Ci siamo già appellati alla Regione, l'abbiamo fatto come sindaci, l'abbiamo fatto come primi cittadini, l'abbiamo fatto come conferenza dei sindaci, e adesso lo facciamo anche insieme all'Unione della navigazione, appunto perché il problema non è più solo, tra virgolette, di chi in questa città ci vive, ma anche di chi ci lavora. Gli operatori turistici hanno fatto insomma diverse azioni anche di protesta abbastanza eclatanti. Credo che ormai la questione sia sotto gli occhi di tutti. Alcuni anni fa è stato fatto uno sradicamento delle piante infestanti, però abbiamo visto che con il lockdown, l'acqua stagnante e quant'altro è tornata a fiorire più forte di prima, quindi io credo serva un intervento approfondito. Da tanti anni che si attende un dragaggio, non sono un esperto, ma penso che questo sia sicuramente il primo passo da fare.